combattuto i croati e gli sloveni. E dal loro punto di vista, col cavolo che tu italiano vieni a invadermi. Trieste è slovena, Gorizia è slovena, l'Istria è slovena e la Dalmazia è croata. Non vogliamo che tornino qua gli italiani, non gli italiani, i veneziani, perché l'ultima conquista era dei veneziani addirittura, si parlava del 1700. Quindi c'erano ancora questi ricordi. Comunque poi, per fortuna, la guerra finisce e poi inizia l'epidemia di spagnola. Tra il 1918 e il 1920 sono stati in totale, e vado a concludere, 21 milioni di morti durante la guerra, totali di tutti. La spagnola in 2 anni si parla di 50 milioni di morti, qualcuno parla di 30, sono numeri giganteschi, molto più di una guerra. Purtroppo questi morti erano quasi tutti ragazzi, la spagnola ha preso ragazzi dai 15 ai 34 anni, questi sono dati statistici ufficiali. Concludo. Dopo la guerra c'era un certo Prezzolini, una specie di poeta letterato, che ha detto una cosa che effettivamente mi ha colpito tanto. Ha detto, per quanto riguarda l'Italia, Caporetto è stata una vittoria, mentre il Piave è stata una sconfitta, perché con Caporetto abbiamo capito i nostri errori, abbiamo abbassato la testa, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo dati da fare. Invece col Piave ci siamo montati la testa, siamo andati a battere i pugni sul tavolo delle trattative, perché poi il patto di Londra delle nostre richieste famose, il tutto è stato gestito dal presidente Wilson americano. E gli americani hanno detto, noi la nostra firma su questo patto non c'è perché non c'eravamo quella volta, quindi questo patto non vale niente. Difatti poi si parlerà di vittoria mutilata, si parla alla fine della prima guerra mondiale e poi tutto questo innescherà quello che viene dopo. Insomma, questo Prezzolini penso che abbia inquadrato bene, perché poi effettivamente una sconfitta ti fa maturare di più di una vittoria, e questo è sicuro. Attaccare sempre per noi è stato forse facile, però l'unica volta che ci hanno attaccato loro ci hanno fatto cambiare tanto. Grazie a tutti. Musica di Giulio Cudicio. Inviolabili pensieri e incontri sul pelo dell'acqua. Stai ascoltando Il confine, storia a nord-est di Amerigo d'Arbolowake. Un viaggio attraverso la storia e le storie della gente che ha vissuto questi luoghi. Il confine, storia a nord-est. Lo trovi anche su Spotify, Amazon Music e Google Podcast.